Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Buonasera a tutti, oggi non è martedì ma è giovedì, vi abbiamo fatto uno scherzo di carnevale post carnevale. Con me nella nostra mongolfiera di Radio Nostra c'è Rossella, ciao Rossella. Buonasera Gianluigi. Bene, come va? Bentornato, dilla tutta, avevi sbagliato completamente a mettere il navigatore della mongolfiera, sei finito chissà dove, ma abbiamo recuperato. Esatto, sono finito su un bel posto di cui dopo ne parleremo. Allora, andiamo, oggi abbiamo ospiti di gran livello da tutte le parti del mondo. E alla fine abbiamo il solito nostro messaggio di Sami che ci dà un attimino l'aggiornamento su Gaza. Allora andiamo col primo brano di Paolo Ganz, Ulisse. I fiori in quel vaso stanno bene oppure no? Li guardi da lontano, già sai quello che dirò. Poi ci pensi, ci ripensi e ne aggiungi un altro in più. E poi sposti un po' la tenda e la tiri anche più giù. E la luce ben soffusa con sapiente abilità. Hai già messo in fresco il vino, anzi, pardon, il tuo champagne. E poi cerchi nell'armadio quella gonna che non c'è, che mi faccia dire ancora che son pazzo di te. Guardi inquieta l'orologio, io non sono ancora lì. Il lenzuolo fa una piega, può andar bene anche così. Dopo aver fatto l'amore, certo il tempo ci sarà di indagare il mio ritardo con gran scrupolosità. Ma quando la nave salpa è così dolce guardare il porto, mentre tutti ti piangon per morto. E Ulisse sorride e benedice, anche se non sa chi parte, perché parte, dove va e se mai tornerà. Hai chiamato gli ospedali, hai cercato anche il mio bar. Un amico ha raccontato tutto quel che sa. In effetti l'altro giorno tra il biliardo e un Pernod vagheggiava di velieri, di pirati e di Defoe. 4 stracci nella sacca, qualche libro e un gilet, i miei sandali spaiati, 10 sigari, il caffè. Scendo al buio le tue scale, zitto che non si sa mai. Sempre ultimo all'imbarco come i veri marinai. Perché quando la nave salpa è così dolce guardare il porto, mentre tutti ti piangon per morto. Ed Ulisse sorride e benedice, anche se non sa chi parte, perché parte, dove va e se mai tornerà. Salperò con l'Ispagnola, il Narciso, il Pecò, stravaccato sul Sartiame, certo mi rilasserò. Farò rotta sud-sud-ovest verso i mari del sud. Tieni pure la mia sveglia, a me non servirà più. Perché quando la nave salpa è così dolce guardare il porto, mentre tutti ti piangon per morto. Ed Ulisse sorride e benedice, anche se non sa chi parte, perché parte, dove va e se mai tornerà. E se mai tornerà.
sollecitato dal conte Triloni, dal dottor Livesey e dal resto della brigata di scrivere la storia della nostra avventura all'isola del tesoro, con tutti i suoi particolari, nessuno escluso, salvo la posizione dell'isola, e ciò perché una parte del tesoro vi è ancora nascosta, io prendo la penna nell'anno di grazia 1700 e mi rifaccio al tempo in cui mio padre teneva la locanda dell'ammiraglio Benbow. E il vecchio uomo di mare, dal viso abbronzato e sfregiato da un colpo di sciabola, prese per la prima volta alloggio presso di noi. E presso di noi oggi nella nostra mongolfiera con noi stiamo risalendo il Brenta, Rossella, ci troviamo a Padova e chi monta nel nostro cestello della nostra mongolfiera? Allora, raccogliamo con noi Marco Caltarossa, che è il segretario confederale della CGIL di Padova. Benvenuto Marco. Buonasera a voi e grazie. Benvenuto. Grazie. E l'abbiamo chiamato perché insomma il tema degli incidenti, che poi già, non so, siamo perplessi anche sulla definizione di incidenti sul lavoro, sta diventando un tema sempre più drammatico, anziché migliorare. Adesso abbiamo questi incidenti multipli in cui l'ultimo sono morte 7 persone, è un numero spaventoso, e 2 mesi prima ne erano morti altri 5 e poi sono quotidiani in pratica, no? Le morti sul lavoro. Quindi... Sì, allora, intanto buonasera a tutte e a tutti. Diciamo che quando c'è un incidente, un infortunio sul lavoro con più morti, questo ovviamente fa più notizia, i 7 dell'altro giorno nella centrale idroelettrica, ma i 5 del mese scorso a Firenze nel cantiere di Esselunga sono, diciamo così, notizie che vengono date anche ai telegiornali, perché ovviamente fanno anche scandalo, ecco, rispetto poi a quello quando si va a fondo e si capisce poi anche le motivazioni e le condizioni di quelle lavoratrici e lavoratori. Però l'Italia è colpita quotidianamente da infortuni mortali. Noi abbiamo una media di 4 morti al giorno, perché i dati che vengono dati alla televisione sono i dati che vengono, diciamo così, dati dall'INAIL, ma non tutte le lavoratrici e i lavoratori in Italia sono coperti da assicurazione INAIL. Ad esempio le forze dell'ordine, i pompieri, questi non hanno copertura INAIL, tantomeno i pensionati che magari si rovesciano col trattore o quelli che vediamo in nero che lavorano in cantieri o nell'agricoltura. Quindi noi abbiamo chiuso il 2023 con dati drammatici, nel senso che l'Osservatorio Nazionale di Bologna, rispetto ai 1041 che ci dà l'INAIL, segnala che sono 1485 gli infortuni mortali nel 2023, di cui ben 986 sui luoghi di lavoro, mentre gli altri inattivi. Quasi un terzo in più di... Esattamente, è proprio colto Gianluigi, nel senso che il 30% degli infortuni sul lavoro colpisce persone che non hanno assicurazione INAIL, e quindi questo dovrebbe far riflettere anche su un aumento della copertura assicurativa, diciamo allargando la platea, ma analizzandolo bene si delinea anche una situazione molto critica della situazione del mondo del lavoro in Italia, un mondo del lavoro che è tarato sulla precarietà, un mondo del lavoro che molto spesso, sia per quanto riguarda gli appalti pubblici che quelli privati, poi con l'ultima normativa, insomma, dove si prevede il ricorso al subappalto a cascata, purtroppo molto spesso gli infortuni mortali colpiscono lavoratrici e lavoratori che lavorano in aziende che operano in subappalto. E quindi questo è un altro elemento di debolezza e di criticità del mondo del lavoro che va contrastato. Insomma, ecco, noi molto spesso, insomma, nelle nostre rivendicazioni citiamo questi punti. Noi il sabato saremo in piazza per rivendicare anche 0 morti sul lavoro. Siamo scesi in piazza con 4 ore di sciopero giovedì 11 aprile, anche a Padova, e ritorneremo a Roma sabato 20 aprile. E uno dei temi è proprio quello della salute e sicurezza. Noi chiediamo 0 morti del lavoro e chiediamo un impegno ben preciso da parte del governo, che non è l'intervento a spot che si fa il giorno dopo la tragedia, ma sono interventi che devono essere innanzitutto discussi con chi nel mondo del lavoro c'è tutti i giorni,
e quindi lo conosce bene, avendo il coraggio anche di mettere in discussione quello che è un sistema che oggi aumenta solo i profitti a discapito della sicurezza. Questo lo dico perché un'azienda che vince un appalto e poi dà in subappalto a varie aziende, ovviamente quell'azienda che ha vinto l'appalto rispetto alla subappaltatrice deve avere un guadagno, e quindi chi vince il subappalto farà un'offerta un po' più bassa. Se poi qui ci aggiungiamo anche un altro subappalto, che sono questi famosi subappalti a cascata, è chiaro che l'ultimo anello, e cioè l'ultima azienda che vince quell'appalto lì, che si aggiudica il subappalto, deve tagliare, perché altrimenti non può lavorare in perdita, perché poi il profitto sta alla base di tutto in Italia. E questo ovviamente va a discapito dei diritti e delle tutele delle lavoratrici e dei lavoratori, quindi i primi costi ad essere tagliati sono il mancato rispetto dei contratti nazionali, quindi noi vediamo l'utilizzo di contratti pirata firmati da organizzazioni sindacali create anche ad hoc. Noi abbiamo contratti che coprono 7 lavoratori a livello nazionale, tanto per dirlo, ok, per dirla tutta, e poi tagliano sulla sicurezza, quindi non fanno formazione e non fanno ovviamente, non danno gli strumenti per tutelare appunto e difendere, diciamo così, le lavoratrici e i lavoratori dagli infortuni. Noi su questo avevamo chiesto coraggio al governo, e cioè l'inserimento della patente a punti. Nel momento in cui un'azienda non dovesse rispettare questi, diciamo così, diritti, verrebbe sanzionata con una decurtazione di questi punti che, sulla patente appunto che hanno, come succede per le patenti per guidare e la patente di guida. Però il governo l'ha fatto, perché poi se uno va a guardare il titolo, esiste oggi la patente a punti. Allora noi chiedevamo che nel momento in cui uno fosse sanzionato non potesse più partecipare agli appalti pubblici e privati, ok? E quindi mettere a rischio l'impresa stessa, e quindi aumentare anche l'attenzione, perché poi se c'è anche la responsabilità del committente, che oggi non c'è, è chiaro che anche quando uno dà in subappalto sta attento che l'azienda che entra a lavorare rispetti tutte le normative. Il governo ha fatto la patente a punti, peccato che, ricordo a tutti che la ministra del lavoro è una consulente del lavoro, ok, viene da quell'ordine lì, e ha detto bene, facciamo la patente a punti, però se un'azienda perde i punti e si impegna a fare formazione fatta dai consulenti, i punti gli vengono restituiti. Quindi voi capite, ok, che non abbiamo risolto assolutamente niente, se non magari dando un contentino, chiamiamolo così, con un ritorno poi, perché loro non parlano mai di consenso elettorale, invece noi pensiamo che sia tutto legato poi a quello, perché non andremo a risolvere nulla e sicuramente non vedremo una riduzione degli infortuni sul lavoro. Ascolta Marco, ma le cause di questi incidenti mortali sono dovute a che cosa? Perché noi quando pensiamo, quelli di noi insomma che magari la fabbrica l'hanno vista solo da fuori, no? O un cantiere edile, ci sono i caschetti, le scarpe, anche quando si passa davanti a un cantiere edile c'è un grande cartello con tutti gli obblighi. È quella la sicurezza o c'è qualcosa in più e comunque questa viene rispettata? Allora, noi al primo posto mettiamo la necessità e quindi forti investimenti per creare cultura, ok, della sicurezza in questo paese, perché è quello che manca, ok? Non c'è attenzione nel luogo di lavoro da parte di tutti quanti. Creare cultura vuol dire partire dalle scuole, perché gli studenti di oggi, le studentesse, saranno le lavoratrici, i lavoratori di domani, gli imprenditori e le imprenditrici di domani, e quindi devono ben capire che è importantissima la vita anche dentro al luogo di lavoro, cosa che invece la morte nel luogo di lavoro non è parificata a tutte le altre morti in questo paese, nel senso che se io domani mattina disgraziatamente uccido una persona per strada e ho il tasso alcolemico leggermente elevato, quello è omicidio stradale. Se però nel mio cantiere muore un lavoratore perché non aveva le cinture, ok? Perché poi nei cantieri il grande problema è anche quello, quanti ne sentiamo che cadono
dai tetti o dalle impalcature perché non sono imbragati correttamente. Quello non è considerato omicidio sul lavoro, cosa che noi chiediamo. Quindi la cultura, l'attenzione alla vita anche nel luogo di lavoro deve essere il primo passo. Ed è una formazione che deve vedere coinvolte anche gli imprenditori e le imprenditrici, perché, ed è uno degli elementi di debolezza soprattutto nel sistema produttivo del nord-est, è la dimensione di impresa. Noi abbiamo tante piccole imprese artigiane, ok, dove molto spesso l'imprenditore non è a conoscenza di tutti i rischi all'interno dell'impresa. E quindi far cultura, bisogna partire proprio da chi poi fa e dà il lavoro. Insieme ovviamente a una maggiore sensibilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori che vanno coinvolti anche nella stesura di quel documento che è il documento valutazione di rischi, DVR cosiddetto, che molto spesso molte imprese chi lo danno? A un esperto esterno, ok, che per carità lui scrive tutto correttamente, guarda le macchine e quant'altro, però molto spesso l'esperto esterno non conosce tutti gli aspetti di pericolo e criticità che ci stanno dentro un ciclo produttivo, soprattutto se l'azienda, diciamo così, è di dimensioni anche ridotte dove gli investimenti non sono così poi spiccati. E quindi da lì coinvolge lavoratrici e lavoratori nella stesura del DVR, perché il DVR non deve essere un documento che serve solo per diciamo così, rispettare quello che prevede la normativa, ma deve essere fatto vivere all'interno dell'impresa e quindi deve essere conosciuto dalle lavoratrici e lavoratori che devono mettere anche loro il loro contributo, perché chi meglio del lavoratore che lavora tutti i giorni davanti a una macchina conosce gli aspetti, le criticità anche di rischio che ci sono in quel macchinario là. Quindi noi partiamo da questo, una formazione, una cultura che ci deve essere in questo paese. Dopodiché, e questo lo dimostrano le politiche degli ultimi 20 anni, nel senso che noi siamo un paese che sta dentro al G7, ma che non ha politiche industriali da più di 25 anni. E questo è un elemento di forte criticità dentro al mondo del lavoro. Perché? Perché non sono stati fatti mai investimenti, non è mai stata tracciata una strada in cui venivano individuati i settori produttivi su cui il paese investiva per essere competitivo, ma invece abbiamo dato un sacco di aiuti alle imprese a pioggia che non hanno determinato nessun tipo di cambiamento, nessun tipo di linea di indirizzo rispetto a questi investimenti e quindi questo ha provocato una dispersione di risorse enorme. L'altro aspetto, appunto, sempre legato alla dimensione di impresa, è che non ci sono le risorse per fare forti investimenti, non solo in sicurezza ma in innovazione anche dei processi produttivi. Questo come ha sopperito la politica a questa mancanza di politiche industriali? Ha svalorizzato il lavoro. Il Jobs Act è l'esempio. Tutte le politiche volte a ridurre le tutele di lavoratrici e lavoratori, l'inserimento di tipologie contrattuali che sfruttano il lavoro per determinare il profitto, perché poi si è legati soprattutto al profitto. E quindi questo, insieme a tutto il resto che dicevo prima, ha determinato una condizione di forte precarietà nel mondo del lavoro e questa forte precarietà che quindi non porta ad investire, perché se io prendo un lavoratore o una lavoratrice per 2 giorni, di certo non gli faccio fare la formazione per la sicurezza, ok? Ed è tutto legato al profitto, quindi risparmio in termini di costo perché non riconosco una paga oraria degna di essere chiamata come paga oraria, non spendo soldi in formazione e poi se posso, come è successo a Prato con la ragazza che è morta l'anno scorso, tolgo anche i sistemi di sicurezza perché siccome devo produrre e il sistema di sicurezza rallenta il processo produttivo, a quel punto ho fatto bingo, nel senso che ho a 360 gradi il risparmio complessivo. E però poi quando scappa il morto... Però si va incontro veramente sì, a un tasso di incidenti altissimo, insomma. Noi nella provincia di Padova l'anno scorso l'86% degli assunti è assunto con contratto a tempo determinato o part-time volontario e precario. Cioè, l'86%. Allora, della provincia di Padova. È interessante questa cosa che dici, perché a sentire i media... Invece il lavoro è stabilizzato, sono aumentati i contratti a tempo indeterminato e va tutto bene. Quindi quando abbiamo questi contratti così brevi, a tempo determinato, eccetera,
aumenta molto, ci sta dicendo, il pericolo. Certo, anche perché abbiamo gente dentro i processi produttivi che non conosce minimamente i rischi di quel processo. Cioè, adesso, perché noi siamo contrari al fatto che gli studenti entrino dentro le aziende e vengano messi davanti a una macchina? Lo studente, a parte che lo studente deve imparare, cioè la scuola è fatta per dare cultura e non per preparare lavoratrici e lavoratori. Ok, invece il messaggio che stanno facendo passare è che noi abbiamo bisogno di una scuola che risponda alle esigenze dell'impresa. Siamo finiti se passa questo concetto. Invece tu devi creare cultura per migliorare le condizioni dentro i luoghi di lavoro, anche in termini di prodotto. Ok, perché attraverso la ricerca io miglioro i prodotti, ma siccome non ci sono le risorse, la ricerca non viene fatta, il problema è che io devo avere manodopera pronta a lavorare. Ma con la stessa facilità con cui si inserisce uno studente, si mette anche il lavoratore interinale a lavorare. E guardate che ne abbiamo una valanga dentro i processi produttivi, non solo i camerieri, ma anche dentro le aziende che hanno, diciamo così, attività che potrebbero tranquillamente assumere a tempo indeterminato quelle persone. E invece si preferisce il lavoro precario, perché se questo qua si iscrive al sindacato e inizia magari ad alzare il ditino che qualcosa non va bene, cambio persona, chiamo l'agenzia interinale e gli dico basta, questo ha chiuso e ne assumo un altro, e quindi limito anche la libertà di quella persona, ed è una persona che è costretta a dire sempre di sì. Lo sciopero non lo fa, lo straordinario deve farlo, e quindi siccome poi il concetto, soprattutto in questa parte del paese, ma non solo, è quello del profitto spinto, utilizzo tutti i sistemi che sono leciti perché è previsto la normativa. Nessuno dice che le aziende, utilizzando l'86% dei lavoratori precari, non ha rispettato le normative. Abbiamo una normativa che prevede questo e che lascia ampio spazio a questo utilizzo di tipologia di contrattuale. E questo è un elemento di forte criticità. Quando si parla di sicurezza, bisogna partire dalle condizioni che ho dentro ai luoghi di lavoro. Perché un'impresa non investe sul lavoratore con un contratto da 4 giorni, tanto per dire tutto, insomma, ecco. E forse anche da 6 mesi, no? Ascolta, invece un tema di cui non si parla mai, perché è dei morti, anche se purtroppo quando non sono in tanti che muoiono tutti insieme, è una notiziola, mezza riga così in fondo, però viene data. Non si parla mai invece di quelli che subiscono degli incidenti, che rimangono feriti. Certo, infatti, allora c'è quel dato lì, adesso nel 2023 ci sono state 585.636 denunce di infortunio sul lavoro, e questo è un dato impressionante, ok? Se contiamo che abbiamo 17 milioni di lavoratori. Ma l'altro dato che nessuno cita sono le malattie professionali. E la malattia professionale è riconosciuta a una lavoratrice o un lavoratore quando questo è esposto a un rischio, anche alto, senza utilizzare nessun tipo di protezione. E quindi ha problemi muscoloscheletrici, ha problemi vari, ok, che comportano inidoneità, quindi limitazioni non solo nell'attività lavorativa, ma anche nella vita quotidiana, con costi esorbitanti per lo Stato. Allora, perché quando si parlano di numeri, l'anno scorso noi abbiamo avuto 72.754 denunce di malattia professionali, sono aumentate quasi del 20% rispetto al 2022, ok? Perché anche qui più il lavoro è precario, più uno è disponibile ad accettare qualsiasi tipo di condizione, ok? E anche perché, come ho detto prima, in assenza di investimenti nei processi produttivi è chiaro che io non ho macchinari moderni che intervengono per limitare l'esposizione, ok? Guardate, l'esposizione non è l'esposizione al fuoco o diciamo così ai raggi che magari uno può pensare, ma ad esempio il dover spostare un peso o un pezzo per 8 ore al giorno e non avere alla stessa altezza il banco dove appoggiarlo, ma doversi piegare, ok? Questo comporta notevoli problemi. Il porta a porta, quando parliamo di porta a porta per la raccolta rifiuti, quello è una delle attività che crea tantissimi inidonei, perché pensiamo che deve scendere e salire dal camion a parte retro, ok? Alzare il peso. Adesso ovviamente
ci sono molto macchinari meccanizzati, ma l'alzata, scendi e sali dalla pedana c'è, e quindi sono movimenti che a lungo andare il lavoratore colpiscono il lavoratore e la lavoratrice e quindi lo rendono inidoneo. Ma i costi sono impressionanti. Allora, io vi do questi dati. Complessivamente nel mondo ci sono 400.000 lavoratori all'anno che sono vittime di infortuni mortali. 400.000 lavoratori. E 2,4 milioni sono i morti mondiali per malattie professionali, 2,4 milioni all'anno. Ok? Poi ce ne sono altri 374 milioni che hanno, diciamo così, problemi legati che sono vittime di infortuni sul lavoro non mortali, ma che comunque provocano lesioni gravi e assenza dal lavoro. Tutto questo ha un costo per il mondo di 3.050 miliardi di euro, che è il 4% del PIL mondiale. In Italia, che vi dicevo prima i dati, il costo complessivo è di 104 miliardi di euro all'anno. Stiamo parlando del 6,3% del PIL. Ok, perché abbiamo una media costo... A carico della collettività. A carico della collettività. Ok. Quindi proviamo a pensare, investire questi 104 miliardi in prevenzione, che cosa comporterebbe in termini di risparmio per la collettività, ok, ma in termini di salute per quelle persone che sono colpite da infortuni o da malattie professionali. Costo medio di 55.000 euro all'anno. Per farvi dei paragoni, adesso non abbiamo i dati numerici con gli altri paesi d'Europa, perché ci sono molti paesi che hanno istituti assicurativi completamente diversi dai nostri, che coprono solo una parte di lavoratrici e lavoratori. Ecco, in effetti io volevo un attimino capire l'Italia come è messa, se siamo i primi. L'Italia è al penultimo posto, c'è la Polonia che ha il 10% del PIL e un raffronto con uno dei paesi più importanti industrializzati che è la Germania, che ha il 3% del PIL. Qui ovviamente gioca a favore della Germania la dimensione delle imprese e quindi la maggiore attenzione, probabilmente molta meno precarietà e la capacità delle imprese in termini di investimento di utilizzare risorse proprio legate alla salute e sicurezza, nel senso che il profitto lo fai sulla qualità del prodotto. Pensiamo soprattutto alle case automobilistiche, cosa producono rispetto a quelle italiane, insomma in termini di qualità di prodotto e quindi di valore aggiunto. Ecco, quindi questo è per far capire quanto grave è la situazione e quanto costa questa diciamo così, situazione critica che i governi che negli ultimi anni sono succeduti non stanno affrontando con il giusto piglio, insomma. Noi chiediamo anche più ispettori, noi abbiamo nel pubblico gli ispettori che sono sempre meno, questo per vari motivi. Da una parte anche l'applicazione di contratti che non vengono rinnovati tenendo conto dell'inflazione, quindi sono salari bassissimi e non riusciamo neanche a garantire il turnover tra quelli che vanno in pensione e quelli che appunto dovrebbero sostituirli, e noi abbiamo veramente una presenza di ispettori molto bassa, che è una presenza che noi chiediamo di aumentare non tanto in termini punitivi, ma in termini preventivi. È importante fare prevenzione, tu l'azienda devi guidarla ad evitare che ci sia un'esposizione al rischio, non devi arrivare per sanzionarla, perché se arrivi prima è andata bene che non si è infortunato nessuno, ma se arrivi dopo qualcuno ci ha rimesso la pelle oppure comunque l'infortunio grave è avvenuto. E quindi la necessità di aumentare anche gli ispettori è un altro dei punti che noi stiamo chiedendo da anni. Insomma, noi, vorrei ricordarvi, pochi anni fa è successo un grave incidente anche a Padova, nelle acciaierie venete, facciamo un accordo con la Regione Veneto per aumentare gli ispettori e quell'accordo è assolutamente disatteso, perché è vero che ti fanno vedere che li assumono, ma non quanti ne sono usciti. Quindi io devo sapere, è chiaro, perché sennò l'operazione non riesco a farla. E abbiamo un saldo negativo, invece noi avremo bisogno di forti investimenti. Anche questo è un altro elemento che fa capire come non si voglia intervenire realmente nella riduzione degli infortuni. Marco, stavo facendo una riflessione ieri perché è uscita la notizia dello stipendio
annuale del manager di Stellantis. Allora pensavo, questo guadagna come 1000 operai, 1000. Allora pensavo, questo è anche una svalutazione del valore del lavoro, cioè nel senso, e quindi se il lavoro vale così poco, che il manager deve guadagnare come 1000 di noi che stiamo lì alla catena di montaggio, se ci saranno ancora le catene di montaggio o comunque dentro la fabbrica, vuol dire che il lavoro non è considerato. No, beh, su questo qui è uno dei problemi, nel senso che quando la forbice si amplia così tanto, la parte che sta in mezzo e anche la parte finale sono quelli che pagano poi quello stipendio alto, ok? Perché nella stessa riunione Stellantis dice che ha raggiunto tutti quanti gli obiettivi nel 2023 e comunica che farà cassa integrazione in Italia. Allora vuol dire che il tuo obiettivo non è più collegato a garantire occupazione, no? Nel senso che negli anni 50, adesso non faccio un esempio, in piazza l'imprenditore si vantava di avere 50 dipendenti, no? Oggi gli imprenditori si vantano se con 5 persone invece che 15 hanno lo stesso profitto, ok? Perché è chiaro che si è spostata anche, diciamo così, la volontà di dove investire le risorse. Il lavoro non è più così redditizio, ok? Nel senso che avendolo svalorizzato, non avendo fatto investimenti per migliorare i processi produttivi o i prodotti, è chiaro che io investo da qualche altra parte dove magari pago anche meno tasse. Parlo della finanza. Queste sono imprese, sono aziende, sono fondi, ok? Pensiamo ai fondi. Quando un'azienda viene acquistata da un fondo, a noi veramente aumentano le preoccupazioni, perché molto spesso quel fondo lì, come obiettivo per garantire i dividendi ai propri azionisti, deve spremere quell'impresa e deve chiuderla. Ok, magari togliendo il know-how e portandolo in un paese dove il costo del lavoro magari è più basso. Allora non è più legato, diciamo così, il lavoro alla qualità del lavoro o all'occupazione. E abbiamo poi queste distorsioni dove il manager prende 29 milioni di euro all'anno e il lavoratore che prende 23 mila euro lordi lo metti in cassa integrazione e gli riduci anche lo stipendio. Perché gli obiettivi non sono più collegati all'interesse del lavoratore. Okay? E questo è uno dei problemi, nel senso che il capitale in questi ultimi anni ha prevalso, okay, soprattutto sul lavoro, e noi dobbiamo ovviamente invertire, nel senso che noi chiediamo insomma di garantire investimenti per quanto riguarda gli stabilimenti in Italia di Stellantis e garantire buona occupazione. Noi abbiamo sentito tante promesse, ma di fatto poi ne hanno mantenute pochissime e questo ovviamente è un qualcosa che ci preoccupa molto, anche perché se pensiamo alla transizione ecologica, il tema appunto ambientale e quello delle macchine stanno insieme, perché maggiore inquinamento è dato dai trasporti e quindi su questo bisognerebbe fare notevoli investimenti per trovare anche un'alternativa alla macchina elettrica, ok? Perché se domani mattina andiamo via tutti quanti con la macchina elettrica non abbiamo l'energia per farla andare tutte e servono investimenti in nuove tecnologie, cosa che invece non fanno perché ovviamente guardano solo a un ritorno immediato dell'investimento che fanno, no? E quindi questo porta poi ad avere queste condizioni che io ritengo assolutamente inaccettabili e che spero insomma che sollevino almeno un dubbio all'interno anche del mondo del lavoro. Prima si parlavano anche delle elezioni, di capire qual è la parte che fa gli interessi del lavoro e quella che invece a parole li fa, ma poi nei fatti insomma va da un'altra parte, insomma, ecco, e quindi su questo credo che una profonda riflessione dovremo farla, perché guardate che non è l'unico caso. Nel senso che Stellantis non è l'unico, ne abbiamo tantissime imprese che hanno gli amministratori delegati con stipendi spropositati rispetto al lavoratore, e non sono neanche tutte private, abbiamo anche aziende pubbliche che hanno queste condizioni e questo grida ancora più vendetta, perché lì abbiamo soldi dei cittadini molto spesso che invece
di essere utilizzati per garantire la qualità dei servizi vengono utilizzati per migliorare gli stipendi di chi attraverso le esternalizzazioni e appunto gli appalti fa ridurre il costo del lavoro, aumentare i dividendi per gli azionisti, ripeto, spesso anche pubblici, e che quindi questo copre gli occhi a tutti quanti invece che guardare le condizioni di quelle lavoratrici e quei lavoratori e magari intervenire come era stato fatto a suo tempo con il limite dei salari per gli amministratori delegati, che oggi è stato tolto, e quindi questo permette di avere delle situazioni analoghe a quelle di Stellantis anche in aziende pubbliche che invece dovrebbero essere... Marco. Allora, lui è già entrato il nostro prossimo ospite, che noi chiamiamo sempre per parlare di libri, che però si occupa di sicurezza. Adesso c'è in un'azienda piuttosto grande, se ho capito bene. Buonasera. Buonasera. Benvenuto. Maurizio. E allora adesso ci hai promesso che farai un intervento proprio sulla sicurezza, come la vivi tu che sei il responsabile di questo, però se invece stasera ti va di fare un'ultima così stimolo a un intervento di Marco su questo tema. Beh, io ho ascoltato, mi sono collegato che avevate già cominciato, quindi purtroppo ho perso la prima parte. Ho ascoltato con molto interesse, sono molto d'accordo con quello che Marco diceva. Mi occupo di sicurezza sul lavoro e che è privilegiato, perché io sono nell'industria chimica. L'industria chimica ha avuto Seveso nel 76, da lì è cambiata la legislazione, è cambiato il modo di fare sicurezza. Quindi parliamo di sistemi di gestione. Io mi sono collegato quando Marco parlava del documento di valutazione dei rischi, che dovrebbe essere conosciuto da tutti, ed è quello che noi, almeno nelle aziende grandi, facciamo. Facciamo perché è l'unico modo per prevenire, e appunto, come diceva Marco, la chiave è la prevenzione. Poi si protegge quello che non si può prevenire, ma l'obiettivo, il nostro lavoro di tutti i giorni è la prevenzione, e la si fa tutti insieme. Non c'è una persona che può fare questo. Ora, vabbè, io nello specifico, come sai, non sono in Italia più dal 2008, anche se dal 2022 seguo gli stabilimenti italiani, quindi insomma sono un po' tornato sul territorio. E io la vedo da un punto di vista molto particolare, perché comunque la mia azienda è un'azienda americana dove si investe, dove ci sono appunto, noi non abbiamo tutti questi lavoratori interinali o temporanei che Marco citava, e quei pochi che abbiamo sono di solito poi assunti dopo qualche mese, e comunque partiamo con settimane di formazione, e questo è il nostro inizio prima di mandarli in campo. Però appunto, perché tutto questo? Perché l'industria chimica ha capito prima che la sicurezza è un investimento, in quanto ha pagato prima. Ha dovuto capirlo. Ha dovuto capirlo, e ovviamente poi c'è anche un discorso di conseguenze. Ecco. Un errore nell'industria chimica, come un errore nell'industria aeronautica, porta dei morti, porta a un inquinamento ambientale. Insomma, gli effetti sono tali che non sono paragonabili ad altri tipi di attività. Quindi ecco, da questo punto di vista io credo di essere un privilegiato. Quello che ho sempre fatto fino al 2008, quando lavoravo in Italia, e che cerco di fare comunque tuttora anche negli altri paesi che seguo, è lavorare insieme ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, perché si tratta di spingere da due posizioni diverse nella stessa direzione. Quindi, insomma, ecco, io quello che ho sentito posso sottoscriverlo. Ripeto, mi scuso, sono arrivato tardi rispetto al collegamento, quindi ho perso la prima parte, ho cominciato ad ascoltare dal documento di valutazione dei rischi, non so cosa avete detto prima, però trovo assolutamente condivisibile quello che è stato detto. Poi ripeto, io la racconterei in maniera un po' diversa, la racconterei da dentro, perché insomma il mio lavoro è più degli stabilimenti. Tempo verbale, ma che la racconterai da dentro. La racconterò, volentieri. Va bene, dai, esatto. Ne riparleremo allora ancora di sicurezza sul lavoro. E ringrazio Marco per la sua esposizione, insomma, per aver partecipato con noi a questo programma. Lo richiameremo ancora appunto per avere ulteriori notizie.
E anche per parlare magari dei referendum. Ecco, volevo proprio dire che noi, e la chiudo, Sì. dal 23-25 di aprile avvieremo la campagna referendaria. Sono 4 i referendum, 2 sono contro gli incentivi. Aspetta Marco, perché adesso siamo un po' in ritardo, Sì. però Allora, se hai tempo ci risentiamo. Ci risentiamo fra... partecipo volentieri. Ok, Va bene. perfetto, grazie Grazie mille mille. e ci risentiremo. Andiamo adesso col brano Poi. Luna di Mereu. Grazie mille. Andiamo sulla Luna. Partire dal silenzio, dalle fisse attenzioni. Qui tutto si muove e nulla ci sente. I tuoi occhi fatti per guardarmi, illuminarmi. Aspetto l'inizio di un altro tramonto. È chiaro e forte il suo respiro, muove le maree. Lei veste il cielo con il mare, vuole il bacio e poi la notte. I desideri come gocce sulle stelle nei sentieri. Oh Luna, i nostri sogni senza limiti si fanno bere in calici assorsi. Quanti sentimenti vividi. E poi sto bene, poi sto bene, poi sto bene, poi sto bene. Lo sai che a quest'ora lei è l'unica che mi dà ascolto ancora. Lo sai che a quest'ora tra suoni, pensieri e parole voglio la luna. Se mi giri le carte tra planisferi e nuove strade, prendo il volo e in un battito d'ali, sogni reali, dimenticarsi della fine. Lo sai che a quest'ora lei è l'unica che mi dà ascolto ancora. Lo sai che a quest'ora tra suoni, pensieri e parole voglio la luna. Luna Mereu qui a Radio Nostra e dalla Luna torniamo sulla Terra, però ci avviciniamo, andiamo sempre verso ovest, siamo a Zurigo, con noi l'abbiamo già sentito prima che si era collegato Maurizio Nappa. Ciao Maurizio. Aspetta il microfono, eccolo qua, adesso ti ho aperto il microfono. Perfetto, buonasera a tutti da una Zurigo con la neve, siamo passati dai 28 gradi del weekend a 0 di oggi. Beh, ma anche qua è freschetto. Ma speriamo che risalga presto, dai. Bentornato a bordo. Allora, adesso Maurizio è tornato nella sua veste abituale con noi di esperto di libri e quindi l'abbiamo chiamato per farci raccontare un libro un po' particolare anche che è uscito da poco, credo. È uscito pochi mesi fa, però in realtà quasi 100 anni, quindi la mia veste non è quella di esperto di libri, ma quella di lettore forte. Viaggio tanto per lavoro e leggo tanto durante i miei viaggi, quindi insomma, ecco, inquadriamo un po' la situazione. Vi presento un libro scritto nel 1927.
anche se è stato pubblicato soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale. È stato scritto in tigrino, quindi una delle lingue dell'Eritrea, ed è stato tradotto in inglese soltanto nel 2012 e in italiano da pochi mesi. Il libro si chiama Lascaro, ha un sottotitolo, Una storia anticoloniale, è stato scritto da un teologo tigrino, Gebreyesus Saylu, che ha studiato in Italia, ha studiato in Vaticano, e ci racconta una storia molto, molto semplice. Il protagonista è un giovane eritreo di buona famiglia, figlio unico, che è nato dopo diversi tentativi da parte dei genitori di avere dei figli, figli che arrivavano e che poi morivano prematuramente, lui l'unico insomma sopravvissuto, l'unico cresciuto, quindi la luce degli occhi dei genitori, che decide di arruolarsi nella campagna di Libia, quindi di essere parte dell'esercito italiano per la conquista della Libia. Parte dall'Eritrea in treno, arriva sulle sponde del Mar Rosso, prosegue in nave verso nord e poi affronta il deserto. E lì le sue idee sul colonialismo, sull'Italia e insomma un po' su tutto il periodo storico cambiano perché vede le disuguaglianze, cambiano perché vede gli orrori della guerra, ma vede anche come viene trattato da colonizzato. Fa lo stesso lavoro dei soldati italiani, ma i soldati italiani di notte dormono in un letto. Lui dorme per terra perché in quanto eritreo. E quindi così, un libro che ci racconta il colonialismo durante il colonialismo, anche se è stato poi insomma, pubblicato poco dopo. Per ovvi motivi non poteva essere pubblicato negli anni precedenti, perché insomma stiamo parlando di un periodo in cui sicuramente un libro del genere avrebbe dato molto fastidio. Mette anche in evidenza questo libro, che ripeto è stato tradotto prima in inglese, anche se soltanto nel 2012, mette anche in evidenza le caratteristiche del colonialismo italiano, segregazionista rispetto per esempio al colonialismo inglese. E, insomma, ricordiamo, le leggi razziali sono al di là da venire nel 1927, arriveranno un po' dopo, però insomma le leggi razziali italiane sono quelle che hanno ispirato l'apartheid in Sudafrica, insomma. Quindi stiamo parlando di qualcosa di tremendamente attuale e che ha avuto un impatto, anche se non più in Italia, ma ha avuto un impatto molto, molto duraturo. Questo teologo, che aveva studiato in Italia, quindi conosceva il latino, conosceva bene la Bibbia, ma aveva studiato anche Leopardi, cita in questo breve romanzo sia Leopardi che la Bibbia, che insomma ci sono tanti riferimenti colti, ma è soprattutto una testimonianza storica molto importante. Il racconto del colonialismo da parte dei colonizzati, quindi visto con gli occhi dei colonizzati, durante il colonialismo stesso, ecco, di questo non si trova molto, tant'è vero che è considerato una delle pietre miliari della letteratura africana, perché abbiamo, insomma, il colonialismo veniva raccontato sempre con gli occhi europei fino ad arrivare a libri come Le cose crollano, insomma, fino all'inizio degli anni 60 il colonialismo aveva, come dire, una narrativa molto europea. Questo libro è contemporaneo ai fatti ed ci mostra un mondo completamente diverso. Certo. E ci ricordi la casa editrice, Maurizio? La casa editrice è una piccolissima casa editrice napoletana che tra l'altro è in via Santa Chiara, quindi di fronte al chiostro, alla chiesa, al monastero di Santa Chiara. Esatto. Si chiama Tamu. E vorrei parlarvi anche del traduttore, che è il professor Kelati Dirar. È un professore dell'Università di Macerata, di origine eritrea, che poi ha studiato in Italia, si è laureato, dottorato, è diventato professore e insegna istituzioni e storia dell'Africa.
E quindi, grazie alle sue origini, grazie al fatto che parla il tigrino, ha accettato la sfida di questa traduzione e così ci ha regalato questo piccolo gioiellino. Tra l'altro l'ho sentito, mi sono sentito in dovere di scrivergli dopo aver letto il libro. Io lo conosco come giornalista perché collabora con la rivista Africa, quindi leggo i suoi articoli ogni 2 mesi. E niente, è veramente da ringraziare perché è una piccola perla che purtroppo, come dire, si perde nel mare magnum dell'editoria italiana, di queste tantissime pubblicazioni, che insomma in Italia si pubblica veramente tantissimo, si pubblica di tutto di più, per di più con una casa editrice piccola. Ecco, io questo libro non l'ho visto presentato sui grandi giornali, magari è sfuggito a me, però mi sembra che non lo conosca praticamente nessuno, eppure è uno sforzo meritevole da parte della casa editrice e da parte del professor Dirar che insomma si è impegnato nella traduzione. Certo. Beh, è un po' anche nei libri, no? È un po' quello che succede come nel cinema, nei film, dove ci sono, cioè questa omologazione, direi, nella rappresentazione dei film, e dopo quei piccoli film, quei piccoli libri vengono un po', diciamo, snobbati o lasciati da parte, no? Da parte dei grandi media, dei grandi giornali. Sì, perché poi è scritto in maniera molto scorrevole ed è piccolissimo come libro, quindi se arrivasse al lettore io credo che un po' di curiosità la desterebbe. E il problema è che non arriva proprio, quindi io vi ringrazio per questa possibilità che mi date, perché insomma io cerco sempre di proporvi dei titoli che non sono sulle pagine dei giornali, perché ecco, non sono bravissimo, io sono il famoso lettore forte, ma non sono l'esperto, quindi non vorrei mettermi a fare grandi critiche. No, ma sono interessanti queste cose che trovi, perché oltre alle pagine dei giornali, purtroppo anche la maggior parte delle librerie, poi ci sono le librerie indipendenti che fanno un lavoro veramente prezioso di scavo ma purtroppo invece quelle grandi che troviamo in tutte le città hanno le vetrine piene degli stessi titoli. La stessa distribuzione, è Sì. sempre... La distribuzione è la stessa, le vetrine sono identiche. E Esatto. non offrono mai una scoperta, offrono una conferma di quello che quindi purtroppo... Quindi grazie invece Maurizio per queste scoperte. Grazie a voi. Sai cosa succede? Che i librai, gli impiegati non sono più i librai di una volta, ma sono degli impiegati che devono lavorare per obiettivi e quindi devono devono vendere X libri della casa editrice tot, Y libri dell'altra casa editrice, e quindi le vetrine sono quelle. Diciamo che nelle librerie delle catene sì, infatti per fortuna adesso si stanno diffondendo le librerie indipendenti e ormai nelle città medio-grandi, anche a Padova ce ne sono diverse, fanno anche un lavoro molto encomiabile appunto di scoperta e anche di valorizzazione. Sì, è vero, ma fanno una fatica terribile a sopravvivere, quindi ricordiamoci di comprare presso le librerie indipendenti. Certo, assolutamente. Bene, grazie Maurizio. Grazie a voi e ci sentiamo presto sulla sicurezza allora. Certo. Perfetto. Ti chiameremo in un'altra veste. Volentieri, grazie, in una veste un po' più professionale. È una veste importante. Beh, insomma, anche questo questa, cioè andate tutti a leggervi il blog di Maurizio, peppeblog.it, papeceblog.it, e insomma si trovano cose interessanti anche là, fatte in maniera molto 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 ben fatto. Va bene, grazie, alla prossima. A te, alla prossima. Ciao Maurizio. Ciao, grazie. Lì che ha checcato con noi. Ciao, grazie. Ciao. Yeah, yeah. Ya da 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 ya da yeah. In da da ne da yeah la yeah. Ya da da di yeah. Jaya jatudi. Como num cinema o dia vai e vem, tenho em mim o norte do meu bem. Minhas rodas são meu ouro,
Meu caminho é o meu tesouro e com sorte chego mais além. Por cima dos campos eu vou me espraiar. O mundo é maior que meu olhar. Sonho um mundo sem fronteiras, ninguém mais é estrangeiro, já não há pra que nos separar. Vasto é o mar e as histórias pra contar, como as de chegar, partir, ficar. Esse é o lugar para se lançar. Como num cinema o dia vai e vem, tenho em mim o norte do meu bem. Minhas rodas são meu ouro, meu caminho é o meu tesouro, e com sorte chego mais além. Por cima dos campos eu vou me espraiar. O mundo é maior que meu olhar. Sonho um mundo sem fronteiras, ninguém mais é estrangeiro, já não há pra que nos separar. Vasto é o mar e as histórias pra contar, como as de chegar, partir, ficar. Esse é o lugar para se lançar. Bene, finisce, salutiamo anche lì Ceccato, entriamo adesso, voliamo sempre con la nostra mongolfiera verso ovest, da Zurigo andiamo a Siviglia e con noi c'è il nostro architetto Davide Gambini. Ciao Davide. Ciao, buonasera a tutti. Bene. Benvenuto a bordo. Allora, perché abbiamo chiamato Davide? Siamo riusciti a rintracciarlo perché Davide è l'architetto che ha creato la portada della feria di Siviglia, della feria di Abril. Eccola qua, metto l'immagine. E allora raccontaci un po' un attimino che cos'è questa feria, questa festa, feria. Ok. La Feria di Siviglia è la festa più importante qua a Siviglia, sarebbe come la festa del paese, è vero che qua a Siviglia è una città grande, però è la festa del paese. Ha una storia lunghissima, cioè ha iniziato quasi 170 anni fa e all'inizio è una feria per vendere gli animali, il vino e queste cose. Poi poco a poco si è espansa sempre di più, è diventata sempre poco a poco più grande. È diventata la festa della città. La festa della città è una festa dove tutti i sivigliani, la gente di qua ha delle casette, quindi sono soci di certi spazi che sono tipo dei gazebi un po' più grandi e dentro ci sono come dei bar dove si balla, si canta, ci sono musiche tipiche e si mangia, si beve e ci si diverte soprattutto.
Esatto, dove si fa festa con gli amici, no? Perché sarebbe una Esatto, casetta dove solamente sono tutte casette private, gran parte, esatto, no? esatto. La maggior parte Di, sono, bisogna essere soci, i soci solitamente gente, una famiglia o più, so- sono più famiglie che sono soci di una casetta e quindi eh, fanno entrare gli amici, i parenti e quindi è un posto dove la gente si incontra per far festa in questa settimana. sì. Però ultimamente anche, no, diciamo, l'aiuntamento, il sindaco, la comunità è riuscita ad portare anche delle casette per il pubblico, insomma, dove non serve essere invitati per partecipare. Sì, esatto, negli ultimi anni soprattutto stanno cercando di mettere sempre di più casette, qua si chiamano pubbliche, cioè proprio che può entrare chiunque, non devi conoscere nessuno per entrare, e sono casette più grandi di solito, per incentivare un po' di più il turismo e anche per fare in modo che la gente che non conosca nessuno qua in questa settimana possa comunque divertirsi e vivere questa festa, ecco. Ecco, sentivo appunto che c'è questa un po' diatriba tra la feria vecchia e la feria nuova, cioè il metodo e il modo, che in questa, diciamo, nuova si sta cercando di portare anche un po' più di turismo all'interno di questa festa, che come dicevi tu è solamente dei sevigliani. Sì, esatto, esatto, stanno cercando di cambiarlo un attimo e alla fine, come tutte le feste, cercano anche di venderlo un po' turisticamente. È vero che fino a pochi anni fa era solo una festa solo per la gente di qua, poco a poco si sta ampliando, quindi devono dare spazio anche un po' di più alle casette pubbliche in modo che anche i turisti possano un po' divertirsi, perché alla fine è veramente un'esperienza bella e che dovrebbero provare chiunque. Ecco, allora tu sei, spieghiamo un attimino come funziona questa feria. Il giorno del sabato di mezzanotte inizia la festa, e già qua una festa che inizia a mezzanotte ha già il Non può suo... che essere spagnola. Esatto. E, Esatto, esatto. e c'è questa accensione della parada, già me lo sono Della dimenticato. portata. Portada, esatto. Tu sei l'architetto che quest'anno ho Sì. scoperto che ogni anno cambia questa porta, insomma, è la porta Sì, sì, sì. d'entrata alla festa, a questa città, diciamo, che si crea magicamente in aprile. E com'è successo? Allora, tutti gli anni il comune bandisce un concorso e si può iscrivere chiunque, non c'è bisogno di nessun conoscimento specifico, di nessun grado universitario, niente, cioè chiunque può Chiunque iscriversi. può farla. Chiunque può farla, è un concorso pubblico, io è vero che sono architetto, quindi un po' di conoscimenti in più magari ce l'avevo di altre persone e niente, quando è uscito il bando mi sono iscritto e dopo qualche mese mi hanno detto che avevo vinto e è stata niente, un'emozione enorme perché è vero che si iscrive veramente tanta gente, è veramente difficile, qua ci tengono tantissimo e è una festa veramente la festa più importante della città, non solo per la città, sino anche per i paesi vicini, le province vicine. E niente, è stata veramente un'emozione grandissima, non me lo aspettavo e bello, bello. Poi come dicevi, a sabato a mezzanotte la festa inizia quando si illumina la portata, che è la porta d'ingresso di questa città che si costruisce. Per chi non c'è stato è simile, la cosa più simile che mi viene in mente a me è tipo l'Oktoberfest, che è una città effimera, cioè si costruisce e poi si smonta. Durante l'anno, quando non c'è la feria, è un parcheggio, è una zona dove non c'è niente nella città e si costruisce. Ci sono più di 2000 casette, cioè quindi più di 2000 di questi gazebi, che non sono gazebi veramente costruiti, cioè dentro c'è il bagno, il ristorante, il Sì, sì. bar e tutto. Sì, di E, varie grandezze, poi ognuno in base alla esatto, disponibilità, suppongo, economica esatto, esatto. di prendere. E che poi ho sentito c'è stata quest'anno questa polemica del PSOE che ha perso la casetta, no? Che sembra una... Sì, esatto, il PSOE è uno dei partiti più importanti qua di Spagna, è come se fosse il nostro partito democratico, diciamo, che si è dimenticato di pagare la sua quota e quindi gli hanno tolto
la casetta, e con quella che è veramente grande, è una delle casette più grandi della feria, ne hanno fatte altre 5. Ecco. Quindi un po' di polemica per quello. Ascolta, com'è stata presa che un italiano ha vinto il progetto? Bella domanda. All'inizio, come in tutto, c'è stata la gente che ha detto, con tanti architetti che ci sono a Siviglia, perché non è vero che nessuno però ha giudicato male il disegno, cioè tutti dicevano sarebbe stato meglio un architetto di Siviglia, però comunque il disegno piace, è piaciuto a tutti, e quindi in generale bene, anzi addirittura molto bene, direi io, e quindi no, sono contento. Allora, il tuo disegno rappresenta anche l'Alcazar, no? No, allora ogni anno la base del concorso può cambiare. È vero che negli ultimi anni è sempre la stessa, cioè, l'unica cosa che dicevano nel concorso è di ispirarsi a un edificio di uno stile architettonico che qua si chiama regionalismo sevigliano, cioè quindi uno stile tipico architettonico della città, e di ispirarsi a un edificio civile della città. E nel mio caso la portata che ho fatto io si ispira a un museo che è dentro al parco più importante della città, dove c'è anche Plaza de Spagna e tanti monumenti, è il parco più grande della città, ed è un museo, è il museo in spagnolo sarebbe il Museo de Arte y Costumbre Popolare de Sevilla, cioè quindi dei mestieri, dei costumi, delle tradizioni, sì. Esatto, dei mestieri e delle tradizioni di qua, ed è un edificio del 1914, quindi mi sono ispirato anche a quello perché è al 110 anniversario della sua costruzione, e niente, è un edificio che si adattava molto bene allo stile della portata anche di questa festa. Ascolta, ma quante lampadine ha? Ce ne ha 25.000. Ecco. Perché è fatta, si illumina con tutte queste lampadine tutte ben posizionate, e tutto ad un tratto appunto a mezzanotte del sabato, sì. Adesso resta accesa fino a sabato prossimo. Sì, esatto, il sabato finisce, il sabato l'ultimo giorno fanno una festa con i fuochi d'artificio a mezzanotte e già finisce. È vero che è una settimana, quindi è già una finisce, festa lunga. Esatto, cioè, è un tour de force non da poco per Ecco, no, ma infatti volevo assolutamente. chiedere, ma tutti si prendono ferie per partecipare, per sopravvivere, o riescono anche ad andare al lavoro di giorno? In realtà l'unico giorno di festa veramente qua per la città è il mercoledì. Il mercoledì è festa in tutta la città. Gli altri giorni io non so come fanno, veramente. Io mi son preso 2 giorni di ferie, oggi ho lavorato, però vedendo la gente che c'è qua oggi mi sa che nessuno ha lavorato, non so come fanno. Non so come fanno né per il corpo né per il portafoglio, perché comunque alla fine stanca, sono tante ore, tanti giorni, è pesante alla fine. Ascolta, no, io non ho capito una cosa, si sta dentro le casette con gli amici o si va fuori, un po' dentro, un po' fuori, com'è? Se ci riesce, che c'è poca gente, che è quasi impossibile, si sta dentro. Poi la gente inizia a uscire, perché comunque sono vie dove non passano né macchine né niente, è un recinto, diciamo una zona chiusa, dove l'unica cosa che passano sono carrozze con i cavalli o gente con i cavalli durante il giorno, poi di notte fanno uscire tutti i cavalli, le carrozze, tutto, quindi alla fine di sera, quando magari c'è più gente, tutta la gente sta in mezzo a ste vie che sono comunque illuminate, piene di festa anche quelle, e si beve un po' fuori, un po' dentro, si mangia un po' fuori, un po' dentro, come viene. Sì, come si viene? Si va sulla casetta di altri amici, si gira, si va, insomma, Esatto. fino alle 7 di mattina c'è Sì, questo sì. andare via, anche perché non si ferma mai, no, la feria, cioè almeno No, mai. forse un attimino per pulire, boh, non lo so, ma è sempre aperta, è sempre viva. Sì, non si ferma quasi mai, magari le ore, non lo so, dalle 8 alle 11 del mattino più o meno cercano di pulire. Per quello che È l'ora morta. però è un tour de force, veramente. Per chi non c'è mai stato è veramente qualcosa che per capirlo, per
mettersi nell'idea bisogna venire, perché ogni parola è superflua, alla fine bisogna esserci per capire cos'è, veramente di incredibile. No, certo, e bisogna Ascolta, anche... posso farti una Sì. domanda? No, vai Gian. No, volevo dire che bisogna anche prenotare. Io ho prenotato l'albergo a novembre per aprile, quindi bisogna prenotare molto molto prima per trovare posto. Sì, in questi giorni la città è piena, cioè E completa. comunque da architetto posso dire che io era tanto, sono stati 10-15 anni che non tornavo, ma è cambiata tantissimo in meglio la città, con una grande, vasta zona pedonale che giri tutta la città a piedi quasi. Sì, tutto il centro ormai è quasi completamente pedonabile, anche le zone per le bici, quasi tutte le strade hanno la zona per le bici o il trasporto pubblico, comunque qua funziona veramente bene. Sì, esatto, devo dire che è veramente una bella città. Sì, No, io avevo una curiosità, non c'è nessuno che prende ferie e taglia l'angolo per evitare tutto il casino di una settimana di festa. Sì. Qualcuno c'è, sì, ho conosciuto, c'è, degli amici sono andati alle Antiglie al mare per una settimana. Ecco, Sì, ci sono. Va bene, Davide, grazie mille per questa escursione qua della Feria di Abril, che consiglio a tutti di andare a vedere, di partecipare, perché anche come diciamo da turista, entri dentro, vivi, ti fanno entrare, entri in questo casino totale, diciamo, di Siviglia. Sì, io la consiglio a chiunque, anche per la gente che non conosce, che magari non può entrare dentro le casette, comunque solo entrare in questa zona è veramente un'esperienza, è bella, è un'esplosione di colori, di vestiti, di tradizione, è veramente qualcosa che vale la pena vedere almeno una volta nella vita. Sì, anche perché proprio i sevigliani ci tengono, perché vanno tutti vestiti, no? Le donne, gli uomini sono tutti ben vestiti, tutti vestiti per la feria col classico vestito spagnolo. Assolutamente. Bene, va bene, complimenti per essere stato il prescelto. Grazie. E niente, accogliamo il suggerimento, dai. Buona continuazione, hai ancora 3-4 giorni, dai. Sì. Grazie mille a voi. Grazie mille, ciao. Ciao. Ciao a tutti. Vamos. Puoi ballare con chi vuoi, che tanto tu non mi scorderai. E riderai, però sai una spina in cuore questa sera avrai. Ricorda che se vuoi tu potrai tornare a sorridere. Amore, lascia l'ultimo ballo per me. Ed io lo so che la musica non asciugherà le tue lacrime. E ballerai e poi capirai che quel che fai è inutile. Ricorda che se vuoi tu potrai tornare a sorridere. Amore, lascia l'ultimo ballo per me. Stai ballando fra le nuvole, verso me non guardi mai. Con intorno tanti angeli, ballare non potrai, ma puoi ballare con lui. Se vuoi con altri lo sai, ma non servirà. Quel che vuoi, non è ridere, non è certo, sai la tua libertà. Ricorda che se vuoi tu potrai tornare a sorridere. Amore, lascia l'ultimo ballo per me. Che la musica non
è quel che fai, è l'ultima vez. Ricorda che se vuoi tu potrai tornare a sorridere. Oh oh amore, lascia l'ultimo ballo per me. Oh oh amore, lascia l'ultimo ballo per me. Tell me one more time amore, lascia l'ultimo ballo per me. L'ultimo ballo per me. L'ultimo ballo per me. Lascia l'ultimo ballo per Eccoci qua, tornati nuovamente io i Gomma Gommas con Lascia l'ultimo ballo per me. Aspetta che cosa parte adesso? Sta partendo ancora la musica? Non so, sei tu il Lo regista. so, esatto, era la coda. C'aveva anche un pezzo di coda questo ultimo pezzo. Passiamo al nostro consueto appuntamento con Gaza, Rossella. Con Sami che non ha buone notizie, tanto per cambiare, e niente, e purtroppo questo attacco, fra virgolette, dell'Iran, devo dire che sul New York Times veniva definita un'abile coreografia, come in pratica se fosse stato un attacco finto. E va bene, comunque a parte questo, Sami, insomma da Gaza ci dicono che, lo vediamo anche noi, che tutta l'attenzione si è spostata su questo, forse adesso ribattere il colpo, no? C'è stato prima l'attacco di Israele all'ambasciata iraniana in Siria. Allora Iran ha risposto con questo attacco di missili e droni e adesso Israele ha già detto che a loro volta, insomma, colpiranno. E quindi tutta l'attenzione è spostata, sembra che a Gaza non succeda più niente, e invece adesso sentiamo cosa ci dice Sami, appunto. Sentiamo Sami. Allora, la situazione a Gaza è ancora sempre peggio, soprattutto anche dopo l'attacco dell'Iran. La situazione cominciano, la gente non hanno praticamente mai fiducia di nessuno, i bombardamenti non sono mai fermati anche dopo l'attacco dell'Iran, perché per Israele è stato praticamente dentro la notte, mentre praticamente Israele aveva tutto il giorno, tutta la notte stavano bombardando. Però ora negli ultimi 2 giorni dopo il bombardamento dell'Iran si è cominciato a parlarsi poco dalla striscia di Gaza, perché come è dimenticata Gaza, perché mi sembra praticamente passata al secondo piano, però Israele tornava ancora a bombardarsi e a uccidere le persone, ci sono tutte le vittime, ci sono dei massacri continui, ci sono le città già distrutte, non si è cambiato mai per la popolazione della striscia di Gaza, per loro praticamente anche era come un fatto uguale, perché a questo attacco non è servito niente, ci sono stati danni per il Stato di Israele, però i danni sono fatti sempre per la striscia di Gaza. Sembra ancora peggio la situazione sul livello umanitario, sul livello sanitario, sul livello anche sociale, praticamente, sul livello psicologico. Stiamo praticamente morendo non solo di fame, ma morendo anche di nausea, tutto quanto, perché la gente non ha niente da fare. Tutti i giorni sono uguali, tutto bombardamento la sera, la notte, il giorno, la mattina. Niente è cambiato per noi. Niente è cambiato per loro, stanno vivendo ormai da più di 3-4 mesi. Da ottobre, dall'8 ottobre, quindi quasi tutto ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo. Siamo quasi a 6 mesi, mezzo anno di non vita, perché non vita, è tutto sospeso, non c'è produzione, non c'è attività economica, non c'è scuola. No, non c'hanno neanche da mangiare, non c'è niente da mangiare. Esatto, non ci sono cure, non ci sono... E non ci sono neanche prospettive perché la cosa cambia.
come Zero diceva prospettive. appunto Sami. Sì. Non parlano neanche più di trattative per la liberazione degli ostaggi. E abbiamo visto che adesso a Venezia la responsabile del padiglione israeliano non l'ha aperto, ha messo un bel cartello e ha detto lo apriremo quando ci sarà il cessate il fuoco e ci sarà la liberazione degli ostaggi, che sono le due cose minime. Per cui è un bel, cioè, è stata una presa di posizione importante da parte degli artisti, perché insomma è importante anche sottolineare che non tutti sono d'accordo con quello che sta facendo Netanyahu, anzi, ecco, molte persone non sono d'accordo in Israele, anche tra l'altro all'interno del governo, però per il momento tiene lui le fila e decide lui, quindi staremo a vedere, insomma. Per il momento sembra che sia più orientato ad aumentare la tensione invece che a diminuirla. Sì, esatto. Vero? Certo. Va bene, ascoltiamoci un brano palestinese prima di chiudere il nostro programma di questo giovedì. No, non parte, perché non parte, Lenzo Abitabile doveva partire, niente, allora andiamo con sì, è bello quel brano, presente qual è? Esatto, però non mi parte perché probabilmente è sparito dalla scaletta. Vabbè, allora chiudiamo qui, volevo darvi un appuntamento musicale, visto che la musica non possiamo sentirla, ma però possiamo spiegarla. Allora, 19 domani venerdì alle 20:30 abbiamo la nostra arpista Alessandra Trentin con Marco Dalsas al violoncello. Alle 20:30 l'Accademia Musicale Studio Musica di Treviso con un concerto appunto che si chiama Con Fantasia. Vari brani da Bellini a Tedeschi, Handel, a Bach e a Hubert, con il violoncello e l'arpa suonata da Alessandra Trentin. 20:30 a Treviso, ripeto, in via all'Accademia Musicale Studio Musica, via Andrea Gritte 25, appunto a Treviso. Andate e ascoltate sempre della buona musica. Noi adesso ci ascoltiamo la sigla finale. Avete ascoltato il giro del mondo in 80 giorni a cura di Radio Nostra e in studio quindi saremo Rossella, regolarmente in Gianluigi onda Guerrero, martedì prossimo, una produzione 23 dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo 23 a martedì prossimo. aprile. Esatto, martedì prossimo, come dice la voce della sigla, e appunto ci sentiamo martedì, ma magari faremo anche un altro collegamento con Siviglia, vediamo un po' e sentiamo com'è andata da questo finale. Se sono sopravvissuti a tutte queste feste. Esatto. Bene, a martedì prossimo, ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie.